L'assessore regionale all'ambiente e protezione civile Giampaolo Bottacin ha affermato che la situazione meteorologica nel Veneto sta tornando alla normalità. Nonostante alcune criticità residuali in alcune zone, la situazione è sotto controllo grazie al perfetto funzionamento dei bacini di laminazione, che hanno dimostrato di essere fondamentali per la sicurezza del territorio in caso di forti precipitazioni. Bottacin sottolinea che dal 2010 sono state realizzate opere per 2 miliardi di euro, rendendo il Veneto un modello nel campo della difesa idrogeologica. Durante un'unità di crisi è emerso che la perturbazione prevista in arrivo nelle prossime ore non costituisce una grande preoccupazione al momento, tuttavia verrà monitorata la situazione fino a domenica, specialmente nelle zone soggette a inondazioni. Bottacin ringrazia tecnici e volontari per il loro lavoro e assicura che l'unità di crisi rimarrà attiva fino a lunedì per ogni evenienza, sebbene l'attività di gestione dell'emergenza stia avvolgendo al termine. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.